Andiamo a mettere la sfida. Ammettetelo tutti, volete fare degli scherzi una volta nella vita. Ehi la gente, io sono... Giorgio? No, non sono Giorgio, sono Crazy. E oggi il caro Crazy vi dirà 10 scherzi di TikTok da fare ai vostri amici. Ovviamente questo video durerà varie settimane e sarà ambientato a casa del mio amico Foxy. Direi che siamo pronti a iniziare. Ok. Direi di non perdere più tempo in questa sala giochi. Iniziamo. Il primo scherzo l'ho chiamato barriera trasparente. E per farlo bisogna avere della carta trasparente per incartare dolcetti di mia madre. Per farlo bisogna mettere della carta trasparente nella porta del bagno, perché ammettiamolo, tutti una volta al giorno vanno in bagno. E quindi la passiamo bella bella, voilà, e la attacchiamo esattamente qua. Oh sì, scherzo programmato. E per Foxy ci sarà un'altra piccolissima sorpresina. Ho messo la pellicola trasparente anche nel water. Guardate. Fidatemi di me, Foxy ci cascherà. Adesso dobbiamo solo aspettarlo. Andiamo. Avete sentito, ragazzi? C'è cascato in pieno. Ora tu mi spieghi cosa cavolo stai facendo? Ma Foxy, ma come ti sei gocciato? È colpa tua. Basta, io me ne vado. Sì, Foxy, vai pure in bagno che tanto c'è un'altra sorpresina per te. Oh cavolo, mi sa che se ne è accorto. Oh, mannaggia te i tuoi scherzi! Ora te la farò pagare! Secondo scherzo da TikTok. La finta schiena rotta. Farò finta di rompermi la schiena con questa piccola pasta, perché se la schiacciamo fa un rumore strano, guardate. Foxy, Foxy, vieni un attimo, mi fa male il collo, per favore vieni un attimo. Oh, che è successo, amico? Sto arrivando. No, non puoi capire. Che è successo, amico mio? Che dolore, che dolore, che dolore. Che dolore, come un massaggio. Ma non ti ho neanche toccato. Ma Fox, è stato solo un piccolissimo scherzo, che vuoi che sia? Un piccolissimo scherzo, questo è il secondo che mi fai oggi. Sì, ok, forse è il secondo, ma non c'è bisogno di arrabbiarsi così tanto. Promesso che per ora non te ne farò più. Aspetta, in che senso per ora? Vabbè, non mi faccio domande. Il terzo scherzo si chiamerà far credere che sia giorno anche se è notte. Ho impostato che sono le 4:30 di pomeriggio e farò credere al mio amico che ha dormito tutto il giorno. Guardate, il povero Foxy si è addormentato. E quindi è il momento di fargli credere che è mattino. PS, dorme solo da 2 ore. Foxy! Oh, svegliati! Oh! Ma dormi da 14 ore! 14 ore? Ma che stai dicendo? Si è addormentato di nuovo, ma sta scherzando? Foxy, vieni qua! Oh, svegliati, mannaggia te! Guarda che ora sono! Sono le 4:30! Le 4:30 di pomeriggio! Le 4:30 di pomeriggio! Le 4:30 di pomeriggio! Oh cavolo, sono i video, mi devono fare video, devo farmi la doccia. Ti sei dimenticato una piccola cosa. Le video lezioni! E come facciamo? Che ridicolo, professore! Che dici? La nota! Devo dire
una cosa. Cosa? Guarda il tuo telefono. Il mio telefono? Ma sono le 2 di notte! Diciamo che ti ho fatto un piccolo scherzo. Sì. Io ti giuro. No, Foxy, non ci Mi fai un altro singolo scherzo! No. Oggi! Stai calmo, Foxy. Io- Stai calmo. No, Foxy! Il mio amico si è riaddormentato e quindi ho pensato: schiuma da barba in faccia. Shh, ho un pennello e la schiuma da barba, ragazzi. Gli farò insomma il solletico nel naso e gli metterò la schiuma da barba nelle mani. Andiamo a mettere la schiuma da barba. Andiamo. Guardate come sta rossa. Foxy? Mi sa che questa volta te l'ho combinato un po' più grossa, Foxy! Ma è panna! No, fermo! Foxy, è schiuma da barba, ma stai scherzando, dico io! Schiuma da barba! Foxy, me la pagherai cara. E poi, se siete come Foxy, ne approfittate per farvi la barba alle 3 del mattino. Ma dico, ma si può essere così? Che chicca! È arrivato il pomeriggio, quindi faremo un nuovo scherzo di TikTok. Immaginatevi tutti, giochiamo con una PlayStation oppure con un computer. E se per caso spegneste questo computer o PlayStation, guardate Foxy, sta giocando col computer. Pusha. Quando staccherò questa spina si spegnerà tutto, ragazzi. 3, 2, 1. Oh cavolo, Crazy, aspetta un attimo, voglio farmi la doccia, torno tra 10 minuti. Foxy è andato in doccia. È il momento dello scherzo dell'acqua fredda. Questo piccolo aggeggio controlla sia la temperatura di casa e sia la caldaia. Andiamolo ad impostare a 5 gradi. Si sta docciando. Crazy, ma perché non ho ghiacciato? Che ne so io, Foxy? Foxy, e poi non lo vedi che sto giocando col monociclo? Mi sto allenando, mannaggia. Oh! Che vuoi? Ora tu mi spieghi che cavolo di temperatura stava sulla caldaia! Aspetta, che c'entro io con l'acqua fredda? Scusami! Sai com'è? Siccome mi fai scherzi da ieri, io penso che sia stato tu! Ok, forse sono stato io, ma nessuno ti dice che sono stato io, ok? Io! No, Foxy! Foxy! Stai calmo, Foxy! Ma che schifo! Pushatelo! Scusate, sono crashato perché prima quel pazzo di Crazy mi aveva spento il computer. Ok, pushate. Crazy, mi potresti portare un bicchierino d'acqua, per favore? Foxy vuole un bicchierino d'acqua. Mi è venuto un altro scherzo di TikTok in mente. Questo lo chiameremo acqua del water. Prendiamo un po' d'acqua dal water. Oh, ecco fatto. Acqua presa. E ovviamente scattiamo una foto dove l'abbiamo presa dal water. Ecco fatto. Ovviamente riempiamo il bicchiere con l'acqua buona e non quella del water. E adesso siamo pronti per andare da Foxy. Foxy, ti ha portato l'acqua. Ecco qua, amico mio. Vai, bevi pure. Buona?
Che vuoi? Perché stai... Perché diciamo che ho una cosa da dirti. Potresti guardare l'ultima foto in galleria? Il mio cellulare? Sì, del tuo cellulare. Vediamo un po'. Credi questo è il mio gabinetto? E questo è il mio bicchiere d'acqua? Sì, mi sa che questo è il tuo bicchiere d'acqua. Ho sbagliato e l'ho presa dal water, Foxy. Io non è che così volevo farlo, è che poi volevo completare con i 10 scherzi nella giornata e quindi l'ho fatto. Non è che... No. Foxy, non dare un pugno come prima. Diciamo che hai bevuto l'acqua del water, ma è buona. È uno scherzo. Il bicchiere con l'acqua è là. Come è là? Questo è il bicchiere di acqua del water? Sì, Foxy, ti ho fatto uno scherzo. Dai, era uno scherzo carino farti credere che hai bevuto l'acqua del water. L'ho visto su TikTok. Ah, mannaggia te! Un giorno di questi ti prenderò il tuo cavolo di telefonino e ti disinstallerò quella cavolo di app di TikTok! Ma perché è così bella? Anzi, seguimi, mi chiamo Crazy Tartino Basso Mad. Stai zitto, me ne torno a giocare! Foxy sta facendo il tapirulan. Amico, come procede l'allenamento? Sto perdendo un quarto di chili! Dai. Non mi sconcentrare! Continua così. È il momento dello scherzo del tapirulan pazzo. Grazie a questo aggeggio riuscirò a cambiare la sua velocità e a farlo impazzire. Siamo pronti, velocità al massimo. Azionata, ragazzi. Che cavolo? Oh! Aiuto! Stai impazzendo? E ancora 16, mettiamola a 20. Oddio. Foxy, come si sta lì per terra? Che se il tapirulan è impazzito! Diciamo che potrei essere stato la causa grazie al telecomando portatile per tapirulan. Dammi quel telecomando. Dammi quel telecomando. Perché vuoi il telecomando? È tuo. Tu dammi quel telecomando. Te lo do. No! Foxy si è addormentato. Poverino, dopo tutti gli scherzi fatti oggi si è addormentato nel tappeto. L'ottavo scherzo lo chiameremo il mostro. Sì, è una befana perché non avevo altre maschere qui a portata di mano, ok? Trasformazione. Ragazzi, non faccio paura così. Andiamo vicino, la befana vien di notte. Apri gli occhi. Chi sei tu? Ma come? Non mi riconosci? Aspetta un attimo. Crazy! Questa era... Non ci ho detto io a fare più scherzi. Ora la pagherai cara. Si è riaddormentato veramente. Foxy sta ancora dormendo. Vi sembra normale? Guardate, dopo lo scherzo della befana ancora ha il coraggio di dormire. È il momento di uno scherzo molto crudele. La stufa impazzita. Andremo a modificare la stufa di casa e metteremo 50 gradi in casa. In 2 minuti si sveglierà e morirà di caldo. Fidatevi di me. Andiamo a modificare e a mettere a 50 gradi. Ancora dorme, ragazzi. In stanza si sta morendo di caldo. Lo avevo detto, si sta svegliando. Shh. Oh, ma che è sto caldo? Ma che sta facendo? Sta leccando il pavimento! Lo sapevo, ti sei svegliato! Oh, che cos'è sto caldo? No! Foxy, quella è l'acqua del gabinetto di prima! Che schifo, ma si sta morendo di caldo! Che... perché guardi me? Cioè che se ci centro io non so perché si sta morendo di caldo. Crazy, non ce la faccio più.
No, andiamo a controllare la stufa, dai, la riscaldazione. No, Foxy, non ti consiglio di andare a controllare, fidati di me. Ma che cavolo? 50 gradi! Io ti posso giurare su questo coso che non sono stato io. Non sono stato io. Ora che credi se n'è andato, è arrivato il momento di farli a lui un bello scherzetto di TikTok. Guardate, qui c'è una torta e qui c'è del peperoncino. Sapete cosa formano insieme? Beh, ora ve lo farò scoprire. Torta con peperoncino! Allora andiamo a mettere un po' di peperoncino sulla torta. Oh cavolo! Abbiamo abbondato un po' troppo. Vabbè, gli diremo che è cacao. Anche se mi sembra veramente eccessivo. Crazy è sul divano. Una torta! Allora aspettate, vero il piano di peperoncino. Allora, Crazy! Ti ho portato un bel pezzettino di torta al cacao. Foxy? Come mai così gentile? Beh, sai, mi hai fatto molti scherzi e per invitarti a non fartene più ti voglio fare un piccolo scherzo. Una piccola sorpresa, sì, una piccola sorpresa. Qualcosa mi dice che qui c'è dello scherzo, Foxy. No, ti giuro, l'ho preparato mia mamma con cura. Ne sei sicuro? E poi che cos'è questa cosa qui, tipo? È cacao. Cacao, sì. Vabbè, assaggiamone un pezzo. Assaggiamo, sì. Quanto cacao? Crazy com'è? Crazy? Che schifo! Brucia! Che gli hai messo? Diciamo che ho messo un chilo di peperoncino. Oh, un chilo! Mi stai dicendo che quella roba marrone non era cacao, ma era peperoncino! Sì, e sono stanco di questi scherzi di TikTok. Oh, guarda, c'è una torta. Meglio non mangiarla. Cavolo, era un passo da farti... Io non so di cosa sto parlando. Forzi, vivi la vita! Era solo uno scherzo, io sono qua sul monociclo! Sì. Questo era 10 scherzi da fare ai vostri amici su TikTok. E Foxy... Foxy ti farà cadere dal monociclo. No, Foxy, ti prometto che non lo faccio più, ok? Era solo per un video, ma... Foxy...